Scatman's World. Ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Assassin's Creed 3. Andiamo con un gameplay. Facciamo qualcosa. Facciamo un po' di gameplay, va, di Assassin. E che parla? Ah, stai trombando. Va bene, eccolo qua. Ah, ma cos'è? Chi sei tu? Come state? Tu cosa dici? Ah, Che ti è successo? Zoccolone. cacciatori nei boschi. Volevo allontanarli. E questo è il risultato. Vieni, devo dare un'occhiata al braccio. E che mi dici di quegli uomini? Possono aspettare. La ferita invece no. Grande fiore. Vedi di riuscire ad arrivare alla casa. Sì, Aspetta, mi ha colpito solo di striscio. povera. Come ti chiami? Miriam. Vivi qui vicino? Ah, non ce l'ho una casa io. Sono alla frontiera da quando ero bambina e vivo all'aperto fin da allora. Mi fermo dove la terra è più accogliente. Una scelta assai strana per una donna delle colonie. Niente affatto. A dire il vero... Voglio spaccare il culo a quei cacciatori di merda. Connor, cosa stai facendo? Quei cacciatori vanno fermati. Ho visto i bastardi dalla mia posizione. Raggiungila e vedrai che riuscirai a trovarli anche tu. Usa il dardo da corda, se puoi. Fa un po' di pratica. E adesso so cazzi a Maria. Oh. Solo io posso cacciare, solo il comandone. Ragazzi, devo anche ricordarmi di installare The Hunter, scusate, ma veramente sono pieno di impegni. Non vedo l'ora di avere le feste di Natale, così faccio un bel vlog con gli auguri. E sono molto tranquillo e posso giocare di più. C'è qua. Tieni premuto Y mentre sei sopra il bersaglio per assassinarlo. Anche cazzo devo fare. Che cazzo devo fare? Aspetta, scusate ragazzi, un attimo di... Allora, vediamo. Si gode. Si gode. Ok. Opede. Adesso devo andare da quello là. Aia. Devo mettere una posizione strategica. Non ce la faccio. Allora. Dai, dai.
serve andare sopra queste palle. Vabbè ragazzi, vado così. È la prima volta che faccio questa missione. Ok, perfetto. Ora t'ammazzo! Là! Prendetelo! Perfetto. Comellone. E crepa. E crepa. Tagliare la legge. Bella. Cazzo, buono. Io sono cotta. Ciao, bello. Saremo fieri skate. Ok. Ragazzi, questo gioco ve lo consiglio veramente. Veramente stupendo. Mi è migliorato tantissimo rispetto agli altri Assassin. Cazzo succede? Ehi! Dove siete, amici? Sparare alle donne nella foresta è una pratica comune dalle tue parti. No! Io... Piantala! Vattene! Riferisci ai tuoi compari cos'è successo qui. Hai capito? Ti spuezzo in te. Torniamo a casa. Quest'anno sono porca. Devo continuare anche la serie con Eurotrack. Un sacco di cose da fare, porca miseria, regali di Natale, lavoro, calcio, Comendone impegnato, vai. Ok. Ecco, ho sempre questa storia, quando arrivo qua mi devo aggrappare. Adesso il vecchietto sta scopando con Miriam. Grazie, Achille. Sei la benvenuta qui. Perché quelli ti hanno attaccato? Sanno tutti che qui ci sono tante prede. Ho visto quegli uomini mentre venivo a chiedere il permesso di cacciare qui. Brava. E ho detto loro di fare lo stesso. Non ho alcun diritto su questa foresta. Puoi cacciare qui attorno se vuoi. Ma apprezzerei che scambiassi quello che hai in più con gli altri. Va bene. Accetto. Brava, amore. Bene, la dolce Miriam. Cacciatore silenzioso. Sincronizzazione totale. Ok. Vuoi davvero raggiungere frontiera? Yes. Che figo il nostro Connor. Aspetta, allora vediamo un po'. Devo andare di qua a Boston. Boh. No, dove cazzo devo andare? I vanesi comendiani. Dici di andare di qua, ciò decidi te ora. Ah, ok, Boston. Ok. Devo andare di qua. Ok.
assassin veramente oggi è un disastro. Dove cazzo sto andando? Ok. Ragazzi, chiedo perdono. Oggi il Comenda è veramente più rincoglionito del solito. No, c'è uno che c'è un pescatore, bella. Guarda come si creano le cose, ok? Oh! Corri amore mio, che poi ti rompo anch'io. Ma no! Madonna che nervi, che nervi. Che bello! Ma vaffanculo. Dicevo? Azioni e dimostrazioni non basteranno, Sam. Dobbiamo agire. E non parlo dell'ennesima lettera. Sulle tracce di Johnson. Forza, gente! Ah, Connor, che piacere. Cosa ti porta a Boston? Te, Potete scusarci, amici. Dovremmo fare 2 ciaccole. Grazie. Quella conversazione si era fatta spiacevole. Ora, che posso fare per te? speravo potessi aiutarmi a trovare William Johnson. Ma certo, sto andando a una riunione con degli uomini che potranno aiutarti. Perché non vieni con me? È bello vedere che finalmente la gente si batte contro l'ingiustizia. Cazzo, questa è una Detto base. da un uomo che ha una schiava, Chi? No, aspetta, non posso adesso. Crede ai miei principi? No, non è una schiava. È una donna Baccometro, libera. fiori. Almeno sulla carta. Le abitudini sono dure a morire. È una tragedia che nonostante il progresso tolleriamo una tale barbarie. potete sempre opporvi. Dobbiamo prima difendere i nostri diritti. Quando sarà finita, avremo il lusso di occuparci di altre questioni. Parli come se viveste nelle stesse condizioni degli schiavi. Non è così. Dillo al mio vicino, che è costretto a ospitare le truppe inglesi. O al mio amico, la cui bottega è stata chiusa perché dispiaceva alla corona. Ehi! È casa mia! Non mi importa quello che dite voi esatori! Se quei ladri del Parlamento la vogliono, che si facciano una nuotata e vengano a prendersela! Giusto. Non intendo discutere! Aprite subito la porta Vai, o i miei Bishop. uomini la batteranno! Oh! Ora basta, noi entriamo! Credo che questa sia una prova sufficiente. Tu prosegui. Ci incontreremo a destinazione. Non toccate. Ah, tutto qui! Ehi! Mi serve una mano! Avanti, dannate ragazzi! Stefano. Ammazza. Giustizia è fatta. Che il governatore ne mandi altri. Come state? Sto bene. Non è la prima volta. Tenuto conto delle armi che sfoggiano, combattono come bambini. Grazie, amico. Derecho. Gli offrirei una birra, ma ho un appuntamento altrove. Vai tranquillo. Derecho. Su e giù per i tetti, noi andiamo. Lancia una pagina, dovrei prenderne una. Ocio! Aia. Corri vecchio, corri.
non passa nessuno. Cercate di avvicinarvi! Dai, non rompete il cazzo, per favore. No, ma perché? Sono così un coglione. Dategli una lezione! Aia. La pagherete! Ai ai ai. No, ancora questo cazzo di cavallo. Se non la ripone, gli verrà portata via. Cazzo, devo nascondermi. Ce la faccio adesso? Sembra divertente per chi ha una questione da... Lento. Varoni. Occio, aia. Ma non trovo uno sconsiglio. Ehi, attento, ubriacone! Devo mischiarmi tra la folla. Bastardo! Se insisti chiamerò le guardie! È l'unica. Ok. Connor, vorrei presentarti alcuni carissimi amici. Il proprietario di questo posticino, William Molineux, è il gestore chef del suo nuovo locale, Stéphane Chef. Connor e io abbiamo Oh, appena avuto un diverbio pazzesco. con alcune giube rosse proprio sotto casa mia. Gli esattori oramai sono sempre più spavaldi. Bisognerebbe fare qualcosa, Samuel. Dobbiamo dare un segnale forte. Qualcosa che dica alla gente che siamo con lei. Il porto è un posto caldo ora. È pieno di manifestanti che picchettano gli ultimi carichi di tè inglese. Gli occhi dell'intera città sono puntati lì. A non privare mai un bostoniano del suo tè. William Johnson contrabbanda il tè delle navi. Uno dei suoi è venuto a vendermi questa. Offerta che ho rifiutato. Ma viene da quelle navi. Guardate il timbro. Lo fa pagare una fortuna. Diventerà ricco grazie a tutti i compratori che ha. Adesso dov'è? Non l'ho mai visto. Posso sapere perché lo cerchi, Connor? Vuole acquistare la terra su cui sorge il mio villaggio, contro il volere del mio popolo. Senza dubbio finanzierà quell'acquisto con il guadagno ricavato dal contrabbando. La nuova tassa introdotta sul tè favorisce il contrabbando. Scommetto che a tassarci sono gli stessi che vendono il tè. Dobbiamo cercare di approfittarne. E forse ho un'idea. Capitos? Connor, torna al molo e di a Paul Revere che ho un piano. Se hai bisogno di noi, torna qui. Ok, raga, boh, io stacco perché sono stanco, raga, veramente è tardino. Vado a Nana. Avanti, Connor. Prometto altri gameplay di Assassin. Così per far vedere un po' il gioco, sapete che io non faccio i gameplay completi, ma qualcuno per vedere un po' il gioco alla massima grafica e cazzeggiare un po'. Raga, un saluto dal Commendatore Veneziano. Ciao! Scusate. State, Tommy! PS, attenzione, non è finito il video. Un fuori programma. Raga, un saluto dal Commendatore. Ciao!